Prontissimi per la diretta Il Bosco dei Sogni, Radio Gamma 5, Max Ungaro. Buonasera e benvenuti a tutti. Buonasera e benvenuto a te, Olinatel. Buonasera Max, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e coloro che stanno partecipando in questo tanto atteso, in questo incontro atteso. Esatto, noi abbiamo parlato, abbiamo comunicato via etere, telefonicamente, ma anche con il pensiero, con il sentimento. Nel periodo di quarantena abbiamo fatto una sorta di percorso, delle tappe in cui vedere come stava evolvendo la situazione, cosa sentivamo noi dentro di noi, nel senso cosa potevamo condividere come sostegno e stimolo positivo. Ed eccoci qua, di persona, finalmente. Come stai, Olinatel? Bene, contento che finalmente, fisicamente, è possibile questa interazione che sì, ha avuto una buona funzionalità anche a distanza, ma non è uguale che come quando possiamo guardarci agli occhi, perché fungiamo come specchio. Sì. A proposito di specchi, hai sentito che bell'inizio? Ho voluto mettere questa puntata speciale con te, con il finale di American Beauty, dove il protagonista, in un momento di passaggio importante, lui descrive la sua morte e dice: ho capito che nella vita non vale la pena prendersela per le cose, ma essere grati, la gratitudine della grandezza e della bellezza della vita. E si è creato, come umanità, abbiamo creato un sistema che pur di eseguirlo, pur di continuare nel binario, ci ha distanziato da una essenza, delle cose semplici, e queste cose semplici sono quello in cui è più importante delegare il nostro tempo, la nostra energia. Non è che non sia importante l'altro sistema, ma non può essere sostenuto se viene impoverito da questa parte con la quale hai introdotto come messaggio. È un po' un recuperare dove ci siamo, per così dire, lasciati l'ultima volta telefonicamente, per ripartire adesso con questo nuovo percorso aggiunto. Tu sei appena tornato No, ero a Como. a Como, A Como. ok, e stai adesso per ripartire per la Sardegna. Per la Sardegna, sì. Bello, un'avventura che abbiamo pianificato, anche perché il nostro, come comunità, quello che andrò a fare alla Sardegna è incontrare la mia famiglia spirituale di tradizione, che siamo dispersi un pochino in Europa e ci siamo radunati, uniti come comunità azteca in Europa. Ci dovevamo trovare a marzo, proprio qui a Padova, alla Corte Benedettina, il 21-22 marzo, saltato, e adesso ci troviamo a Tertenia, Sardegna. Infatti adesso, per introdurti all'audience, ai nostri ascoltatori, per chi magari non aveva ascoltato le nostre precedenti puntate di incontro, ti presentiamo. Tu sei di origine messicana e cosa fai di bello nella vita? Allora, mi ha portato qua in Europa la possibilità di condividere attraverso la musica, il ritmo del tamburo, il suono, le danze, la psicomotricità in forme più terminologia più professionale, psicomotricità, musicoterapia, e all'interno delle scuole. Lavoro nelle scuole proponendo degli itinerari a diverse fasce di età con i bambini, nelle quali la interazione del suono con il tamburo, la interazione della emozione che scatta verso il movimento e la imitazione degli animali, ad esempio l'aquila, il lupo, il cane, come a modo di gioco permette lo sviluppo di una personalità, la personalità in crescita, come quella dei bambini, soprattutto in quelle di 4 e 5 anni. 4 e 5 anni. E quindi sarebbe quello che mi piace fare, diventato un lavoro nel quale ho bisogno di ritornare a essere bambino. E come posso essere bambino? Diventando bambino me stesso. Come guarire il mio bambino interiore attraverso
i bambini, perché se arrivo con i bambini e le parlo come un adulto, ehi bambini, si spaventano e quindi non torno alla mia infanzia, me stesso. E infatti oggi hai portato con te anche vari degli strumenti che usi per Sì, suonare e abbiamo parlato anche l'altra volta della capanna sudatoria, uno dei riti che ti piace fare, che segui, che crei sin dall'inizio. È un rito che a me piace tantissimo, che ha duplice funzione, sì, il senso della purificazione va bene, ma anche il senso della congregazione, dello stare assieme, dell'unione. sì, 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 sì. All'essere un principio di caldo-freddo e soprattutto il caldo, che è il caldo come motore che motiva il processo biologico, scatta da sé tutti i sistemi che le mette in dinamicità, soprattutto quello immunologico, importantissimo in questi tempi, immunologico, ed è tanta l'energia che permette questa forma di aprire i sistemi, metterli in movimento, che anche entra in termini spirituali con la stessa equivalenza e in questi parametri di ascolto interiori. A proposito, adesso che hai ricominciato a muoverti per l'Italia, che realtà stai trovando rispetto a quanto successo fino a 2 mesi fa? Come trovi adesso le persone? E c'è una paura più generalizzata, non comprensibile, un'angoscia non comprensibile e appunto quello che non è comprensibile, quello che non si decodifica non se le dà un luogo nella percezione di spazio, territorio, diviene un po' caotico e quindi come c'è una incertezza e questa incertezza, questa mancanza di rassicurazione provoca un pochino la ricerca di un orientamento interiore, una mancanza di centratura che provoca questo stadio anche non in tutti, ma certamente è cresciuto da prima della pandemia. Pandemia, sì, e ad esempio mi ricordo che avevo visto che il 5 aprile del 2019 in Italia, solo in Italia, c'era come statistica ufficiale, c'era il 15,1 di percentuale dei dipendenti degli ansiolitici e psicofarmaci. Aprile dell'anno scorso. Da gennaio, febbraio fino a qua non c'è una statistica ancora, ma possiamo immaginarci, perché quello ufficiale era ufficiale ma non prendeva in considerazione numeri di tabachismo, di alcol, di altre dipendenze non ufficiali nel quale forse senza essere esperto potrebbe esserci che si arriva al 20%, si arrivava al 20% e quindi adesso è cresciuto, sì sì, non tutti, non dappertutto sicuramente, ma c'è la necessità di ristabilirsi in una centratura da parte della società. Forse adesso è ancora presto per fare qualche considerazione in merito, però ci proviamo con il nostro sentire, con il tuo sentire. Tutto questo bombardamento mediatico che ha puntato sulla paura, ha provocato paura, secondo te, diciamo, a un livello più ampio, quindi più centrato, più distaccato, sai che le cose a volte le capiamo dopo. In realtà, da un punto di vista spirituale, che cosa tutto questo può averci comunicato realmente? Su cosa lavorare di noi? La comunicazione mediatica è una formula che è stata molto utilizzata, continua, è una formula di comunicazione efficiente e verso un determinato obiettivo. È lo stesso quando noi andiamo al mercatino per le strade oppure al supermercato, noi troviamo sempre comunicazioni
tante comunicazioni quando entriamo nella rete, troviamo tante comunicazioni, ma è l'esempio del mercatino oppure del supermercato. Noi troviamo tanti prodotti con colori, forme, che ci accennano, ci vogliono convincere, ma non possiamo prendere tutto. Non possiamo prendere tutto e prendiamo più o meno quello che ci convince, quello che è importante, e la selezione di quello fa sì che noi non possiamo esagerare nel carrello o riempire le borse anche di cose inutili, ingombrante. Ci insegna che adesso la selezione, la nostra scelta di poter scegliere quello che è più importante nella nostra vita, perché ce ne sono delle cose positive di quello che è successo anche durante la quarantena. Ci siamo distanziati o ci hanno distanziato dal sistema, isolandoci, una sorta di guardarci dentro, e allontanandoci un po' dal sistema abbiamo potuto vedere le cose più semplici, più piccole, delle quali abbiamo cambiato anche uno sguardo. Alcuni hanno potuto vedere più in un modo più chiaro delle cose piccole, distanziandoci del sistema. Certo, ora entriamo al sistema e vediamo che il sistema non è lo stesso, è cambiato, è quello che ci stravolge. Ma il valore è che al entrare in una visione più ridotta è l'aver potuto scegliere, il sapere che possiamo scegliere tra un qualcosa piccolo, semplice, o per dire un caffè senza la corsa, bere il caffè senza la corsa, è un qualcosa di eccezionale, e che ora possiamo anche riportare quei momenti anche con tranquillità, chiaramente, con chiarezza, per poter vedere meglio quello che nel sistema non va bene attualmente e che non andava bene nelle nostre corse quotidiane di tutto il giorno. Anch'io come messicano mi sono trovato a correre destra, sinistra, e poi prima di arrivare in Italia io lavoravo in Germania. Partito dal Messico ho incominciato a lavorare nel mondo inglese, il pensiero tedesco, il quale figurati un messicano dal Messico, tutto dalla montagna fino a una società così ben strutturata. Ho visto questa forma di struttura che sì, permette non vedere, non è che non permetta vedere, la tensione ci distrae da questi valori, delle semplici cose. Qual è il suggerimento che in questo momento, visto che stai di nuovo incontrando persone e via dicendo, ti stai sentendo più di tutto di dire? E l'ascolto della pancia. Ascoltare la pancia. La razionalità, la testa vuole avere delle certezze, e il nostro cervello è fatto, ha una funzionalità per una cosa basica: proteggere il suo padrone, proteggerlo. È capace di creare delle probabilità, delle ipotesi che non esistono, ma non importa, quello che importa è la sopravvivenza. La sopravvivenza. E quindi prende il comando alla protezione, anche con le sue esagerazioni, perché anzi, più c'è incertezza e più cerca di avere il controllo. Sì, deve comporre una telenovela, una storia, Sì. con gli elementi che trova, anche se non sono veri, ma lo importante è una storia. Punti di riferimento. Punti di riferimento. Ma ci abbiamo un'altra voce, che è la voce della pancia. Sì, che il processo digestivo anche ha una funzionalità come quella del cervello, e fa un equilibrio nel quale sia il cervello ha una funzionalità, ma anche la pancia ha una funzionalità istintiva,
istintiva, ascoltare quella parte istintiva e anche evaluare quanto è importante assecondarla, perché comunque la nostra parte interiore percepisce il mondo da un altro stadio nelle sensazioni. È quello che si trova in mezzo alla razionalità, alla pancia, Il il cuore. cuore, che si mettono a litigare la razionalità e l'istinto, è il cuore che le va male. E il cuore cerca di mettere equilibrio tra l'istinto e la razionalità. Non può prevalere sempre la razionalità, soprattutto in termini emozionali, sì? Perché quando le emozioni entrano in una in una situazione di mancanza, della mancata possibilità di gestione di determinate situazioni, scatta il panico. E nella pancia quando entra nell'ascolto istintivo, empatico con determinate situazioni, se prevale molto la pancia, non vede chiaramente il cuore nell'ascolto di quello che sta a indicare, perché la pancia anche ha un principio alla sopravvivenza. Ed è un pochino come quando uno si trova in uno stadio di pericolo, la razionalità, la visione ancestrale, l'uomo ancestrale che si trova di fronte al giaguaro e che non deve decidere e non può decidere in base a una razionalità, perché si vede il giaguaro, non le dice senti giaguaro, facciamo un Aspetta che equilibrio, penso. se io ti porto una fiorentina e te non mi mangi, no? Non È funziona. una reazione Sì. immediata, azione e reazione. Una reazione immediata nel quale il sangue, l'energia del sangue si svuota nel cervello. La digestione non ha funzionalità in un momento di pericolo, in un momento di scelta, perché non serve. Quindi è facile che viene la diarrea, per dire, no? Perché Sì. butta, non è necessario avere degli ingombri. È un grande vantaggio se viene la diarrea, se c'è il giaguaro dietro, così scivola, no? Beh, questo è uno scherzo. Comunque permette che tutto il sangue, cioè non pensiamo il leone non pensa alla leonessa se c'è un pericolo, un incendio. Noi non pensiamo, per dire, al sesso, non pensiamo a digerire, pensiamo solo alla sopravvivenza. E tutto il sangue va direttamente solo al cuore, alla gestione del cuore, per poter avere le energie necessarie alla risposta. Ed è il cuore che ha bisogno di tutte le energie necessarie. Questo, vabbè, in termini, sto parlando di una visione anche un pochino biologica, perché lavoro nell'ospedale con i malati, ma in una forma più energetica, il cuore, che sia in una visione biologica nel sistema, che sia in una visione energetica, un principio come intensità di equilibrio, e offrirle al cuore le migliori possibilità di risposta farà sì che le situazioni le possiamo vedere chiaramente, cioè non c'è una ricetta ben definita nel confronto con quello che succede, ma sì quello che possiamo in confronto delle situazioni vedere mano a mano più chiaramente con il cuore. Non farsi troppo terrorizzare o impaurire, ma mantenere una parte di noi distaccata, cioè pronta, non tutto questo bombardamento di paura, ma anche una sorta di sveglia interiore nel dire: aspetta, questo è quello che mi sta dicendo l'esterno, ma è veramente così? Sì. E forse il cuore può aiutarci in questo come una bussola interiore, nel sentire cosa è reale e cosa non ci risuona affatto. E come rispondere? E come rispondere? Sì. L'azione? Assolutamente sì. Inizio a leggerti un po' di messaggi. Allora, il 342, benvenuto Only Nutter, hai portato i tamburi con te? Grazie. Anzi, non hai portato solo il tamburo, vedo che hai altre cose con te.
Sì, ho una conchiglia che ho portato dal Messico, dal Golfo del Messico. E ad esempio il suono in vibrazione, in spirale che esce, riporta un principio matematico, che è quello nella composizione dell'universo, e tra un pochino Tra un li pochino sentiranno. faremo sentire. Poi c'è il 227 che dice: Buonasera Max, buonasera al tuo ospite. Trasmissione molto interessante. Per curiosità, di dove è originario? Grazie, Anna Rita. Mexico, Mexico! Allora, io sono nato nel centro storico della Città del Messico, Quindi proprio nel centro storico dove c'era la la capitale capitale. azteca e dove anticamente si trovava la biblioteca con i segreti radunati degli aztechi del pensiero tolteco. Il mio padre è di Teotihuacan, lì vicino dove c'è la piramide del Sole, della Luna, ed insomma la mia provenienza è direttamente da questo aspetto tradizionale del Messico. Poi c'è l'117 Mark 83. Buonasera Max, puoi chiedere a Oli Natel se ha avuto modo di interrogarsi, visto che ne parlava prima, con i suoi consimili in merito a quanto è avvenuto o sta avvenendo a livello mondiale? Grazie Marco 83. Molto molto interessante, grazie Marco. Sì, 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 perché anche potrebbe essere visto come dentro della nostra lettura, che abbiamo una sorta di trauma storico, sì, dei 500 anni, la memoria della nostra identità, sì. E che nonostante quello che è successo in passato, la tradizione ha potuto sorpassare i tempi, gli antenati che si sono confrontati e hanno trovato delle diverse modalità, anche con un sincretismo religioso, sociale, culturale nel confronto del nuovo mondo. Ora queste formule delle tradizioni o della tradizione da dove provengo anche possono essere utili per far sì che non perdiamo la speranza, che ci sono delle possibilità di equilibrio dentro di noi, nonostante le situazioni difficili, ma che in un certo modo la nostra umanità, o noi come umanità, siamo adolescenti, oppure preadolescenti. Preadolescenti perché come esseri viventi, questo anche ce lo indica i nostri modelli, simboli e la lettura nella filosofia degli animali, noi come esseri umani siamo molto giovani nel confronto, se ci paragoniamo con altri Homo sapiens oppure altri esseri viventi della Terra. Siamo a 15 secondi dalla pubblicità, concordo in pieno, l'essere umano è giovanissimo. Giovani, speranza Sì. abbiamo. Riprendiamo tra pochissimo, a tra poco.
Musica del cuore, si può dire. El corazón. Musica del e dal cuore. Sì, sì, sì. Oggi ci hai regalato un qualcosa che hai parlato anche di pancia prima. Partiva molto dalle profondità. Secondo me stiamo un po' scavando in questo periodo tutti nelle nostre profondità più oscure. Le stiamo vedendo, stiamo portando in luce. Sì, sì, accennavo prima che la nostra umanità all'essere adolescente, come tutti gli adolescenti, ci troviamo a imparare. Lo stadio adolescenziale è uscire, esplorare, provare, cascare, rialzarsi ed scoprire come il mondo. E noi abbiamo commesso alcuni errori come umanità, nel quale stiamo vedendo quello che non va bene, quello che è andato bene, quello che possiamo prendere come valore. E questo è un bellissimo principio di speranza, nel quale possiamo imparare delle situazioni che, attraverso le situazioni commesse, che non hanno portato un arricchimento nel nostro processo. Fare una scelta più matura. Sì, Saper decidere con più maturità, quindi rispetto a prima, che cosa ci risuona o può risuonarci o portare con noi e trasferirlo in un nostro futuro e cosa lasciare andare. Ad esempio, la paura eccessiva, l'eccessivo, come ci siamo detti anche l'ultima volta, controllo. Tutto quello che è scaturito, ha dimostrato, ha fatto una sorta anche per carità, di proiezione di quanto la mente eccessivamente in controllo prenda un comando che è quasi contro noi stessi, limitativo al massimo. Forse adesso stiamo aprendo la strada verso un nuovo equilibrio e lo stiamo facendo tutto assieme, come dicevi prima, più attraverso il cuore che faccia da equilibrio. sì, sì, sì. Come nell'esempio dei ragazzini, parlo dei ragazzini anche come insegnante, e perché sono loro quelli che stanno più in ristrutturare una visione del mondo, ed è importante che abbiano la fiducia. Quando i ragazzini si trovano fuori ed esplorano e si confrontano con lo sconosciuto, prendono paura, e quando combinano dei guai, sempre ritornando come umanità, dove si va? Si ritorna a casa, al luogo sicuro, e lì vabbè c'è la punizione, ci sono i genitori che dicono, ma è il luogo sicuro. Noi come umanità, dopo di aver camminato per circostanze nelle quali non sono state rassicuranti in empatia con la mamma terra, con la nostra mamma terra, con le risorse, ora è necessario rientrare a casa, che allora il suono del tamburo è come rientrare a casa a un parametro di sicurezza, un parametro percettivo di accoglienza. È simile al battito del cuore. Infatti mi ha ricordato, l'ho associato al bambino nella pancia della madre che sente questo grande cuore battere vicino a lui. Per 9 lune. 9 lune. 9 lune ci ha accompagnato. Questo grande cuore, eh? Sì, sì. Ti leggo un po' di messaggi. Allora, il 275 Massimiliano dall'Abruzzo. Ecco. Ascoltiamo in catarsi. Si è riuscito a liberarsi, meno male. Sì, ci sta ascoltando in streaming. Sì, l'ho visto anche qui. L'ho visto. Poi il 677. Ciao Olinatal, ciao Max, grazie per questa trasmissione. Olinatal, con la tua semplicità e con il tuo amore universale, hai la grande capacità di infondere nel profondo dei cuori l'essenza della vita, il rispetto del tutto e tutti, che risveglia anche l'amore per noi stessi che spesso dimentichiamo. Grazie. Ciao Fabrizio, uomo del fuoco, e Stefania. Ah, ciao. Poi l'uomo bambino segue chi gli indica la strada. L'uomo maturo non ha bisogno di orpelli, di sostegni, di stampelle, poiché nell'indagine quotidiana trova fiducia nello scoprire da solo la propria natura, e quindi aggiungo io il proprio sentire. Ciao da Sisto.
Grazie Sisto, sì, prendere la propria padronanza nelle scelte è molto È per importante. quello che si parlava prima anche appunto di maturità di scelta, avendo passato un periodo così, abbiamo potuto anche un po' guardarci dentro e capire cosa ci risuonava e cosa no, ad esempio, ma anche decidere poi per il futuro immediato come e che strada scegliere adesso per noi stessi prima di tutto, se far parte ancora di un vecchio sistema o dire in queste cose qui non mi ci riconosco più, mi attivo con il mio sentire, col mio quotidiano per cambiare. Sì, sì, ed è necessario no, le basi di riconoscimento di una visione di casa, eh, le- 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 i modelli antichi delle tradizioni, cioè il tamburo, la meditazione, le forme, anche come lo facevano i vostri nonni, i nostri nonni in generale, che le ha permesso a loro stabilire una connessione con il mondo, in un mondo appunto dove c'erano meno invasioni di messaggi, meno invasioni dei messaggi, e allora è che niente di meglio che assecondare l'ascolto dei, come i segnali della natura, I i segnali. simboli, le forme in una nuvola, una piuma che cade di fronte a te, queste piccole interazioni con il mondo dinamico che sono in connessione con noi. Il 567, Davide, bravo Max, puoi chiedere a Olinatel che cosa significa per lui in meditazione, in visualizzazione, quando ti appare un giaguaro? Grazie. Che significato può avere se, ad esempio, quando si fa la capanna sudatoria, quando si fa una meditazione sull'animale totem, compare il giaguaro? Per te cosa può significare? È un animale doppio che si sdoppia sia di giorno che di notte. Cioè, e questo è molto importante perché anche il giaguaro ha la sua parte, per dire la sua parte oscura. E quando avviene il giaguaro è una possibilità o un messaggio di poter meglio identificare o concentrarci in ascolto anche nelle nostre parti oscure, di buio o poco luminose, tutti ce l'abbiamo e non sempre viene evidente e attraverso questo tipo di segnali, di modelli, di simboli archetipali che viene, dai, guardati È dentro. adatto al periodo, è un po' come la luna con le sue due facce. Sì, Poi c'è Massimiliano che dice: sì. del lupo che ci dici? E il lupo. E il lupo è anche un animale sociale. Ogni tanto deve rimanere da solo, sì, per confrontarsi da sé in quella sua presa di padronanza, di acquisire il suo equilibrio di energia. E- ma il fattore sociale, energetico, che permette soprattutto la protezione di quando il lupo si trova debole. Quando si trova debole o è zoppo o è malato, riesce a sopravvivere grazie Il la gruppo. protezione degli altri. Quindi è un po' una risonanza di protezione di animale anche protettivo. Sì, sì, sì. Ti va perché ho già ricevuto due messaggi in questo senso di provare un 2 minuti, un 3 minuti di provare ad aiutarci a farci vedere il nostro attuale animale totem. Ci puoi condurre? Possiamo provare, Ok. sì, E ascoltare. volevo chiederti intanto, prima che ti prepari, il Messico da quant'è che non lo vedi? Da 2 anni. Hai idea, hai la sensazione di quando potrai rientrare o tornare? Immagino che ti manchi anche. E tutti i giorni? Eh. Per quello suono il tamburo tutti i giorni. Sì, sì, tutti i Sì. giorni. Beh, dipende da come vengano un pochino le situazioni. Sì, sì. È difficile adesso comporre un programma come lo facevamo prima. Possiamo fare un programma, dei programmi di viaggio, ma dipende, il poter arrivare a quell'obiettivo dipende anche da altri fattori.
anche perché il Messico si trova vivendo la propria storia nazionale, che io seguo molto da vicino, perché sono in contatto con tutta la mia famiglia, i gruppi di tradizione Certo. i miei collaboratori in Messico e quindi sì, per ora è anche tutto fermo là, tutto fermo e quindi il turismo è fermo e tanti processi e sistemi produttivi sono fermi e quindi appena possiamo vedere che incominciano ad assestarsi al meglio le situazioni, sì, tornare al Messico a respirare di nuovo, a vivere la terra che mi ha partorito, sì. Io quando sono stato in Messico ho un bellissimo ricordo di un episodio in particolare di tutto l'insieme. Intanto quando esci dall'aeroporto vedi colori incredibili, colori brillanti, forti, sgargianti, che sono una cosa cioè Questo è indescrivibile. grazie alle nostre mamme. Sì. E una delle cose che più ricordo che mi ha particolarmente emozionato è stato il viaggio a Chichén Itzá. Chichén Itzá si Chichen dice? Itza, sì. Ok, quindi tutto l'insieme di vedere questa piana, la struttura, tutto il resto. E poi essere andati in mezzo alla foresta in un buco piccolissimo nel terreno che manco ci passavo e aver fatto il bagno in questo enorme lago sotterraneo, il cenote. Solo noi e questa cavità gigantesca che mai avrei detto che era lì. È un ricordo bellissimo. È Sì. un labirinto, sono delle grotte lunghissime, lunghissime, non sono state completamente esplorate. E proprio anche sentire il senso della sacralità che vi attribuivano gli antichi, gli antenati, gli aztechi a queste cavità piene d'acqua sotterranee è stato veramente un ricordo molto forte di quell'esperienza e di tutto anche l'insieme. Sì, sì, terra con una superficie calcare che permette comporre questi fiumi sotterranei, perché non ce ne sono fiumi sotterranei, è un terreno molto secco, sì, e nonostante c'è la giungla, ma non ce ne sono fiumi, tutti sono sotto. Cosa dici se proviamo ad avventurarci in questa visualizzazione del attuale nostro, perché può cambiare nel tempo, animale È vero, può totem? Può cambiare. cambiare, possiamo anche averne più di uno, ho visto? Sempre c'è un'esplorazione Sì. perché così come noi cambiamo la nostra personalità, la identità della nostra personalità che è collegata alla natura si trova nella identificazione di altre forme viventi, gli animali. A te. La tua personalità è sempre in cambiamento, in trasformazione. Essa si serve di uno specchio, della natura, da un cervo, un giaguaro. Esse come la tua personalità, i tuoi interessi, la tua visione del mondo cambia perché tutto è ciclico, tutto si trasforma. Anche i modelli con il quale attraverso te puoi identificare il mondo. Come lo guardi? Come lo osservi? Con tenerezza? Con coraggio? Con gioia? Con grinta, volontà? E ognuno delle caratteristiche si identifica nelle manifestazioni della natura, negli animali, nelle piante, nel cielo, nella terra, nelle variazioni di luce, perché sei luce, vieni dalla luce e alla luce cosmica del mondo e con la quale ci identifichiamo, la natura. Qual è la tua personalità nella quale rifletti la tua
essenza e natura. È l'ascolto del cuore, è l'ascolto interiore, è il guardarci dentro, guardarci dentro, guardarci dentro. Dentro. Bora bampo yeyegwe, kowa tate kacheko wa kowa tate kacheko, kowa tate kacheko wa hayamasa, 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 hayawa, hayamasa, hayamasa, hayawa, hayamasa, 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 hayawa. Seyo waleme, aqua sewa huwa poyeka, huya huwa punai nana suko wayeka, huya huwa punai nana suko wayeka, huya huwa punai nana suko wayeka jewo. La natura ha la sua propria personalità ed è variabile. E te sei variabile. Ogni manifestazione fuori è lo specchio di ogni singola manifestazione della tua personalità. E il mondo è come vederci a noi stessi attraverso il mondo e la identificazione con qualche animale, con qualche essenza. È lo specchio per riguardare meglio la tua propria personalità. Riapriamo i microfoni, il Bosco dei Sogni, Radio Gamma 5, Max Ungaro con il nostro Holy Natal. Bella, bellissima meditazione, visualizzazione. Ho tanti messaggi che mi chiedono vari significati degli animali visti. Intanto salutiamo ancora Massimiliano dall'Abruzzo che dice il lupo ha prevalso come sempre. Grazie Olin. Lui è un lupo, sì. Poi c'è il 525 Sisto che chiede che tipo di tamburo adoperi. Viene suonato con le mani? Grazie. Lo sto suonando con un bastone, con il bastone. È un tipo tamburo sciamanico, sì, rotondo di 40 centimetri, che ha una particolarità interessante. È pelle di cervo. Pelle di cervo che costruisco io con i tamburi. Pelle di cervo che non vengono prese appositamente per fare dei tamburi, ma che nella Repubblica Ceca le mangiano
le mangiano e la pelle non se ne fanno niente, almeno o la vendono come stoffa, per quelle chiamate stoffa de daino, per pulire Sì. i vetri, oppure me le preparano quando c'è richiesta e così non viene sprecata, quindi vengono trasformate o acquisite in vita e riportati in un principio dinamico di risonanza. Poi ritornerà di nuovo nella terra perché non dura, ed è come cervo a un animale profondo. E i tamburi, tra l'altro, li fai tu. Sì, le faccio, non sempre le faccio, ma più che altro insegno a farli. Si insegno alle persone a costruirsi il suo proprio Il proprio tamburo. tamburo. Sì, sì, che è un'esperienza molto bella. L'1471. Ciao Max, grazie per portare in trasmissione ospiti così importanti e un ciao speciale a Olinatel. Ciao, ciao. Quando si può trovare la trasmissione registrata? E circa una settimana basta andare su YouTube e scrivere Il Bosco dei Sogni, Max Ungaro, e appunto verrà fuori la nuova trasmissione, perché nel canale io metto tutte le registrazioni fatte, perché ci sono sempre spunti molto interessanti che possono essere utili e soprattutto sempre positivi. Il 496. Ciao Max, l'animale che mi è rimasto dopo i primi visualizzati è lo struzzo. Grazie della trasmissione, Paola. Lo struzzo è un animale che non vola, corre, si difende, è forte, e- è più un animale di terra, nonostante un uccello, sì, ma non riesce a volare, non riesce a volare, sì. Come connotazione mitologica nel Messico non ce n'è, o non ne so, ma vedo le caratteristiche, sì, nel quale ha tenuto più le sue forme ancestrali, molto simile a un dinosauro, molto simile a un dinosauro. E di queste tracce ancestrali, ad esempio, nei prossimi giorni abbiamo il 25 luglio, che è il giorno chiamato in una visione di lettura del sincronario lunare, il giorno fuori dal tempo, oppure il giorno dei festeggiamenti del serpente piumato, Quetzalcoatl. Ecco, il serpente vuol dire conoscenza, che è un animale di tanta venerazione per come riporta una memoria sin dai tempi, cioè un erede è riuscito a sorpassare chissà quante difficoltà e cataclismi, come il coccodrillo, come la tartaruga e anche lo struzzo, perché la sua forma è come tutti gli uccelli, ma lo struzzo è più particolare, perché non vola, è molto simile a quello stadio di visione dei dinosauri, quindi memoria ancestrale. E a proposito di serpente piumato, ha una importanza fondamentale nell'antichità della vostra cultura. Ti sei mai chiesto come mai sia presente sotto altre forme, ad esempio il drago, anche in posti agli antipodi rispetto al luogo geografico in cui sei nato, eppure in molte culture dell'antichità viene condiviso questo enorme serpente, nel vostro caso piumato, in altre culture alato. Ti sei mai chiesto da dove può derivare questo ceppo comune? È il simbolo della medicina anche, lo troviamo, sì, 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 come punto fondamentale, uno dei punti fondamentali nella mitologia del pensiero tolteco. Il serpente si trova dai Mayas, dagli Olmechi, dagli Aztechi, dalle diverse culture del Messico, anche se cambia nome e un po' la raffigurazione stilizzata cambia, ma è sempre quello. E anche se cambia in altre forme di visione, nell'Oriente il drago, negli antichi, nell'antica Persia anche c'è l'uomo che vola su un serpente, come simbolo, almeno in Messico, degli altri non conosco tanto, delle altre forme di culture. E Quetzalcoatl, come lo chiamiamo noi nella lingua nahuatl, ha due unioni grammaticali, che è Quetzal, che è l'uccello del paradiso, Quetzal, che vuol dire prezioso, l'uccello del Centro America, con dei colori meravigliosi, che vuol dire prezioso. Coatl
vuol dire serpente e serpente vuol dire conoscenza. Ci è stato trasmesso come conoscenza bella, conoscenza preziosa. preziosa. Sì. Viene a riportare la bellezza che ogni individuo ha dentro e che viene espressa sotto forma di arte. E se il serpente ha delle connotazioni antiche, molto più antiche del noi Homo sapiens sapiens o in generale dell'Homo sapiens, parlando di milioni di anni, stiamo parlando milioni di anni di storia, loro che sono i portatori di questi modelli di sopravvivenza oltre il tempo e con le diverse difficoltà con le quali si sono confrontati che non possiamo neanche immaginare, ma sono riusciti. Il coccodrillo non è schizzinoso al mangiare, mangia qualsiasi cosa, dice pur di mangiare, mangia qualsiasi cosa. Quindi ha un valore nella visione di percezione archetipale dentro del nostro inconscio. E sicuramente questa visione di apprezzamento generale in diverse parti del mondo sicuramente proviene dal cielo, di una forma di radiazione solare, cosmica, che fa sì che tutti noi come entità di carne e ossa possiamo avere una stessa percezione della natura, perché ce l'abbiamo, sì, proveniamo da diversi luoghi, ma siamo fratelli, sorelle, abbiamo due occhi, abbiamo le mani, una genialità incredibile, siamo diversi a tutti gli altri esseri viventi, le altre specie, e abbiamo una genialità creativa incredibile, che anche ci sono i punti un pochino negativi. E quindi abbiamo la stessa percezione in tutte le parti del mondo grazie a uno stesso livello di luce, di intensità di luce, di radiazione cosmica. Il 621 dice io uno scarabeo turchese, quindi siamo ancora in un qualcosa di ancora più particolare. Lo scarabeo turchese ricorda molto il simbolo, la simbologia egizia, quindi pensa Una storia lunga. una storia lunghissima, ma dentro di noi abbiamo delle radici a volte impensabili che non sappiamo nemmeno di avere già solo per DNA. Chissà quante fusioni ha avuto il nostro DNA, quante memorie, che trasformazioni, che esperienze portiamo già come corpo, senza entrare nell'ambito anima, che poi magari toccando determinati tasti riemergono. È vero, stai dicendo bene questa forma di impensabile e poi del DNA. Sì, questi due spunti, perché noi cambiamo la pelle tutti i giorni, pezzettini rimangono nel letto, cambiamo le unghie, cambiamo i capelli, cambiamo tutto e l'ultimo che cambiamo sono le ossa, quello più duro. Ogni 7 anni. Ogni 7 anni, 7 anni. ne subiamo una sorta di teletrasporto, rinnoviamo tutta la nostra materia, non siamo gli stessi in materia, ma sì in essenza, perché l'essenza o le informazioni che fanno sì che si ristrutturi nuovamente la materia con le nostre apparenze. 7 anni, 14, 21, 50, 1000 anni, 2000 anni, noi abbiamo le stesse emozioni dal tempo di Gesù, uguale. Non è che soffriamo di più o soffriamo di meno, abbiamo gli stessi stati emozionali. Quindi 50.000 anni anche è una ripetizione di diverse memorie che sono quelle che è la nostra provenienza. C'è Davide che fa una domanda, devo dire, interessantissima a riguardo proprio della tua cultura e della conoscenza o discendenza tolteca o azteca e chiede che significato ha, visto che ci stiamo avvicinando e stiamo per entrare, il mese di agosto nella tua cultura. Grazie mille Davide. Il mese di agosto è l'inizio, dopo il 25 luglio, la fine di luglio, sì, del nuovo ciclo lunare. Il nuovo ciclo lunare, sì? E il sincronario o il movimento ciclico della Luna ha 13 rinnovamenti all'interno di un ciclo solare. E il 25 è un giorno senza tempo, perché rimane al di fuori del tempo, per entrare a una connotazione nuova
un nuovo inizio di 13 lune, che sarebbe il seguente ciclo lunare completo intorno al Sole, le sue 13 volte, sì? E inizia il giorno fuori del tempo, il 25 luglio, che viene a significare, dentro della profondità del pensiero tolteco, che il tempo ha un'espressione di arte, e il tempo è arte. E l'espressione di Quetzalcoatl, l'espressione del serpente, la conoscenza preziosa, è un'esposizione come modo di comunicazione, perché tanti concetti interiori, spirituali, è difficile l'esposizione verbale, sì? È difficile concretizzare, mettere dei concetti di determinate situazioni, sensazioni, determinate sensazioni. E attraverso l'arte spirituale, sì, chi dipinge un albero o colui che vede lo struzzo, che vede lo scarabeo, che si affascina a dipingere, a scrivere poesie, a comporre l'esperienza interiore attraverso l'arte, che è la forma più efficiente di comunicazione. E lì inizia il nuovo ciclo della luna con l'inizio del mese di agosto. Importante perché la luna è quella che regge il processo creativo biologico femminile. Nel maschile un po' di meno, ma ha dell'influenza molto forte nell'aspetto femminile. Sai che mi è arrivato anche un messaggio curioso, non si firma il 333 e chiede cosa hai pensato nel 2012, visto la tua anche conoscenza, in merito al discorso calendario Maya e fine del mondo. Sì, sì, sì. Fine del mondo nel 2012, prima del 2012 è stato molto sentito, perché la fine è sempre nella storia dell'umanità, il fatto che ci fosse un'apocalisse, ci hanno detto anche nel 2000, ce lo hanno Sì, detto, nell'anno 1000, l'anno 1000, quindi sì. nelle connotazioni umane crea un fascino, timore, anche se timore, ma comunque un fascino. E il fattore fine. E certo sì, da parte del principio matematico e delle informazioni che ci hanno lasciato, è una fine, è un inizio, non fine del mondo, ma come il ciclo. Adesso, come lo indicano prima, agosto inizia il nuovo ciclo, finisce un ciclo di 13 lune e inizia un altro. E lo stesso nel 21 dicembre del 2012 è finito un ciclo, il quinto sole, inizio del sesto sole. Ma noi siamo già dentro a un altro ciclo. Dal 21 dicembre 2012 al 21 dicembre del 2019 Ah, ok. sono passati 7 Anni. anni, 7 anni, che è quello che è la Del trasformazione corpo, delle del ossa, delle corpo, ossa, e delle poi ossa. il 7 è magico. Quindi siamo dentro, abbiamo passato il 7 e siamo passati al numero 8, sì? Ed è quello che se si aspettava come trasformazione. Dopo 7 anni si è presentato, quindi abbiamo avuto come 7 anni di preparazione in quello che è preparazione nella sensibilità, nel confronto non potevamo immaginarsi come ci Ci fosse ha preso di stato sorpresa di proprio, sorpresa, sì. assolutamente. Sì, sì, e poi neanche i Mayas, neanche i Toltechi potevano immaginare esattamente come sarebbe avvenuto, ma sono sicuro che loro, facendo i conti, qualche pensiero le avresse venuto di dire: mi piacerebbe essere lì per vedere cosa succederà, no? Ma non lo sapevano. Si sa che c'erano dei cambiamenti, ma non si sa come vengono esattamente. Il 275 Massimiliano, 2 minuti dalla pubblicità, ci chiede, ci dici cosa significa il tuo nome, Ollinatl? Olin vuol Ollinatl. dire movimento, Atl vuol dire acqua. Acqua in movimento, perché se legge all'inversa. Acqua in movimento. Entonces assomiglia a una parola che si chiama Xocoatl. Xocoatl. Cioccolato. Cioccolato. 1 minuto, 2 di pubblicità e dopo torniamo in diretta con il nostro Ollinatl Acqua in Movimento.
Tlokenagua keipalnemowani, tlokenagua kemoyokoyoatsin, tlokenagua keipalnemowani, tlokenagua kemoyokoyoatsin, atsin. Grazie Olinatel, grazie per questa bellissima esperienza che abbiamo potuto fare assieme a te, la tua voce, i tuoi canti. Sai che ci sono altre due cose che chiedo agli ospiti, che io chiamo viaggiatori, al Bosco dei Sogni, viaggiatori nella vita. Per quanto riguarda i brani musicali ci hai pensato tu, hai fatto tutto tu, con i tuoi strumenti, con la tua voce e con la tua vibrazione. Poi chiedo un libro, c'è un libro che ti è particolarmente piaciuto, che ci vorresti consigliare? Sì, c'è un libro che me lo ricordo perché ero ragazzino, ed è L'amore nei tempi del collera, non è messicano, è Gabriel García Márquez, colombiano. Racconta la storia di com'era la Colombia durante la colonia, che è un po' simile anche a quella del Messico. E una delle cose che si relaziona con quello che dicevamo prima, non mi ricordo esattamente come diceva, ma c'era l'esempio che nell'essere umano non diventa uomo, come essere umano, non diventa uomo quando la sua mamma lo partorisce, ma diventa uomo quando prende la padronanza di sé. È lì quando si autopartorisce a se stesso, quando prende la padronanza di sé nelle sue situazioni, sì. E lui aveva molta influenza sudamericana con le popolazioni degli indios native della Colombia. Non so da dove proviene questo detto, lui lo scrisse in questo libro dove racconta una bella storia di amore, riporta come l'amore in diverse situazioni complesse, alla fine, anche dopo tanti anni già dei vecchietti, comunque rimangono insieme, una bella coppia. E questo particolare che l'uomo diventa uomo quando si partorisce a se stesso, non quando lo partorisce la sua mamma, ma quando prende la sua padronanza a se stesso, le proprie scelte. Quindi anche la responsabilità del proprio sentire o della propria vocazione o talento, se ne assume la propria missione. Sì, perché il prendere la padronanza di se stesso comporta anche a poter sbagliare. Ed è sbagliare, è fantastico sbagliare quando è per te stesso, non perché hai seguito l'informazione di un altro o i modelli e credenze fedeli, perché tante volte noi vogliamo essere fedeli e non tradire anche la nostra genealogia,
i messaggi dei nostri genitori, dei nonni, quello che loro hanno creduto e che dopo avrebbero voluto fare, Sì. cantare, fischiare, saltare, e non hanno potuto farlo, e poi emerge che anch'io voglio fischiare, saltare, e non posso farlo perché loro non l'hanno fatto. Sì? E poterlo fare, qualsiasi che esso sia, in beneficio, certamente, in beneficio del processo evolutivo individuale e sociale, poterlo fare e anche prendere le proprie, la padronanza di se stesso, di se stessi, la scelta, pure sbagliando, non diviene uno sbaglio, ma la scoperta di un qualcosa che non si conosceva, ma è attraverso lo sbaglio che si scopre come poter fare le cose al meglio, quindi farle e ristrutturarle meglio la propria esperienza. Assestare Assestare. la rotta. Sì, 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 sì. E senti, l'ultimissima cosa che poi chiedo, la terza cosa, è un po' per chiudere, diciamo, in bellezza, è una ricetta. Se è qualcosa che a te piace tanto cucinare, che vuoi condividere con noi. Sì, è una ricetta che non è facile da trovare, ma è possibile trovarlo. Si chiama il chile mole. Mm, Chile mole, noi lo chiamiamo mole, ma viene conosciuto come chile mole, che è un impasto di diversi semi macinati con anche con il cioccolato macinato, quindi un impasto che si scioglie e è uno degli alimenti più completi come fabbisogno quotidiano. E viene accompagnato o con il pollo, con le patate, o per chi è vegetariano, con le patate, con i fagioli. E questo, il chile mole è possibile, vabbè, se basta cercare mole in internet, mole con una L, ed è possibile, adesso con la globalizzazione tante cose sono possibili facilmente, e lì ce ne sono le ricette o c'è l'indicazione come poterlo sciogliere, come poterlo Cile mole. comporlo. Chile mole ha diversi semi e anche ha il cioccolato, scioccoatl. Sciocco vuol dire amaro e atl acqua, acqua Amara. amara, e all'interno di questo alimento. Poi se abbina con chi le piace il pollo, si può mettere con il pollo oppure con le patate, con i fagioli, è importante che siano i fagioli, sì, perché, vabbè, come principio del folklore Sì. messicano gastronomico, e con una bevanda di frutta, acqua fruttata. Senti, Olinatel, mi chiedono i tuoi contatti o se hai qualche evento dove trovarti. In Facebook ci sono delle informazioni. Olinatl Contreras. Contreras, Contreras, c'è la ok. mia pagina. Prossimi eventi? Il prossimo evento, vabbè, è la festa della cerimonia tradizionale che si tiene sempre in Messico, e che la facciamo qui noi per riportare il nostro modello il Qui 25-26. a Padova? No, a No, no, Padova no, no, in in Sardegna la fa, in Sardegna. Sardegna. A Padova c'ho una meditazione nel centro Calica a Rubano, Ok. sì, centro Calica a Rubano. Faremo una meditazione con l'ossidiana, la parte poco luminosa. Pietra nera, Sì, nerissima sì, e sì. anche molto dura. Sì, sì, come specchio nero, la sera del 18 agosto, perché qualche ora dopo avviene la luna, nel mattino presto, avviene la luna nuova. E sì, ci sono pochi posti. Un saluto a Olinatel, un'esperienza fantastica averti in diretta in trasmissione. Grazie Davide, e anche Anna mi scrive grazie, grazie di cuore Max e Olinatel, siete fantastici. Grazie a voi, grazie che ci avete ascoltato fin qui. Olinatel, mi viene da chiederti una cosina, così a sensazione. Com'è il prossimo futuro, i prossimi mesi di chiusura di questo 2020? Tu come li senti? Che c'è bisogno di resilienza, di non cadere, di non lasciare cadere, sì, perché è facile cadere. E la nostra forza interiore, che proviene dal nostro proprio passato genealogico, siamo esseri discendenti da umani di grande successo,
proveniamo da esseri umani di grande successo. E quello è il nostro esempio e quindi abbiamo speranza anche di che quel successo lo possiamo assorbire noi e mandarlo alle prossime generazioni per poter ricomporre una nuova forma di società. Grazie di cuore. Tornerai a trovarmi, sì, quando si potrà, di persona, quando non sei in giro per i tuoi viaggi. Quindi intanto buon viaggio per la Sardegna e buona esperienza e buona vita. Noi ci sentiamo presto. Con l'occasione saluto anche i nostri gentilissimi ascoltatori, grazie per la vostra presenza, per tutti i vostri bellissimi messaggi. Vi ricordo l'appuntamento a martedì prossimo. Seppe il Bosco dei Sogni, Radio Gamma 5. Buona serata, un abbraccio a voi, un abbraccio a Olinatel.